Siamo con l'ex presidente del Tribunale di Agrigento, Luigi D'Angelo. Ecco, Presidente, sono passati 30 anni. Che dire di Rosario Livatino, una persona che lei ha conosciuto, ci ha lavorato, che messaggio lanciare anche per i giovani che magari non hanno vissuto quella realtà, quel momento che ha dato il via a una stagione di piombo? Sì, 30 anni sono certamente un lungo tempo e devo dire che desta davvero meraviglia l'interesse e la frequenza di tanta gente a queste giornate di commemorazione, in un tempo in cui una notizia eclatante anche dura 2 o 3 giorni al massimo sui giornali e sulla cronaca. Evidentemente il messaggio di Rosario è molto forte, è un messaggio che porta all'impegno, è un messaggio che porta al bene collettivo senza alcuna deformazione personalistica, perché tutto quello che lui ha fatto, e lo sappiamo perché non c'era carrierismo nessuno nella sua attività, non ci sono interviste, non che le interviste siano negative, ma dico, non c'era nessuna proposizione di sé, non c'era nessuna strumentalizzazione dell'ufficio per altre ambizioni, cioè io faccio il magistrato, faccio clamore e poi magari mi candido in politica. Lui diceva e asseriva tutto il contrario nel suo libro, che potrebbe essere oggi, ancora oggi, senza nessuna aggiunta, un codice etico perfetto per i magistrati, che devono recuperare dei buchi che non hanno fatto, perché la gran parte dei magistrati è gente sanissima che si impegna e che si lavora allo spasimo, ma ad alcuni che hanno ritenuto di utilizzare questo ruolo come un ruolo di potere, come un ruolo di proiezione esterna, personale, anziché come una responsabilità e un dovere verso la collettività. E in un discorso molto più lungo potrei dimostrare veramente come l'attività di Rosario è stata, con prove, mi verrebbe dire documentali, che nascono dai suoi scritti in epoca non sospetta, rivolto al bene della collettività e di tutti, mai al suo interesse personale. Ora, questo è un messaggio importantissimo per questa società che è ancora afflitta dal male che Rosario riteneva il principale, cioè il predominio di interessi personalistici e di alcune deformazioni della democrazia e soprattutto dell'ancora imperante dominio di Cosa Nostra. È un messaggio importantissimo per tutti, è un messaggio di libertà, di democrazia ed è un messaggio che è indispensabile per i giovani, perché in questo momento forse di messaggi di questo tipo qualcuno ne manca. Poi devo dire che lui, per quel che mi riguarda e quelli che mi sono stati vicini, è stato un messaggio diretto. Io ho lavorato con lui anche nell'Associazione Nazionale Magistrati e guardi un po', io fui presidente e designai lui come segretario, con l'accordo naturalmente della sottosezione di Agrigento, e il progetto era il rinascimento dell'etica. Credo che sia importantissimo, credo che siano valori che vanno perpetuati, facendo anche forza su di noi, perché io un po' come lui non amo, io do delle interviste solo quando la finalità può essere minimamente utile per tenere vivo questa memoria, che però vedo chiunque arrivi anche nuovo in città subito chiede, subito si informa. Rosario è conosciuto nel mondo e il processo di beatificazione, nel quale è stata fatta un'indagine, un'istruttoria veramente importante, siamo stati sentiti tutti più volte e con specificazioni continue, credo che sia veramente avviato a una conclusione positiva che ci auguriamo. E anche ieri il Monsignor Bertolone ha dato una lunga intervista nel quotidiano L'Avvenire, che è il documento ufficiale della CEI, della Commissione Episcopale Italiana, e citava molti passaggi di interpretazione autentica. Sono molto grato a Monsignor Bertolone per l'opera che sta facendo e confido che questo riconoscimento possa aiutare, assieme a qualche altra iniziativa che abbiamo in mente, trasmettere questo messaggio importantissimo per la collettività, ma particolarmente per l'educazione dei giovani, che sembrano avere pochi valori, ma invece sono molto sensibili a dei messaggi autentici. È l'autenticità che dà la forza di questo messaggio. Grazie.